una manestra. Se curti di pensiero che ti teggiano ancora quando muore la speranza. Non sento neanche più il dolore, ma l'America è lontana. Ci vuole sia la canzone sta dicendo. Ma Sto ponteggio di l'America sta strisciando. è lontana, lontana, lontana. Qui c'è un po' di più da dire. E guardando sul specchio Dai scrascia perché tal. Il testo, la canzone. che non smorfia sul reise Ormai no, il note sette sai, no. Sembra che sa. l'innocenza del reino come attende a fuma se ne vuole da finestra. Para. Ma l'America L'America qua. è lontana. Zio, oggi, buongiorno. Buongiorno, piacere, qua alla mia sinistra. Ma Franca, quando va a venire Franca? Alla Franca lunedì la chiamiamo. Ma tu stai sci? Alternativa. Bravo. Che povero Cristo. Buongiorno signor Lello. Buongiorno signor Francesco Di Miccoli. Vota Antonio. Vota Francesco Di Miccoli. Ma domani sali stare. Domani. A domani per si. Da domani per si vuota. Domani. Ci trovano vecchi. Barrita a vesta lì. Il nuovo sindaco. Vedi, si accettano prenotazioni per. Vedi. Fateci mantenere le nostre famiglie. E si accettano per. Che è una cosa seria. Buongiorno Tania, buongiorno Gaetano, buongiorno. Allora poi parliamo di cose serie. Hanno trovato la soluzione. Io dico questo, che se fa questa Timac fa danni e questa di fronte pure fa danni, è giusto che se ne nasci spostare, perché anche se sono 100 operai, la soluzione si trova, però la devi trovare la soluzione. Lo devi dire prima. Scusami. Io so che la soluzione la stanno trovando, l'importante è che la chiudono. Sì, la soluzione per gli operai. Allora se tu trovi la soluzione per gli operai. Sta già trovando, se no non si permettevano di chiudere. E che chiaramente devono far sapere alla città che la soluzione si sta trovando. No, non vorrei. No, vedi. Benedetto che vedi qua, ma ti rendete conto? Cioè, 50 anni fa hanno spostato la zona industriale sul mare, che è una cosa che non esiste da nessuna parte del mondo, capito? Faccia a mare, non c'è nessuna città che c'ha la zona industriale che si mangia il mare, ragazzi. Quindi non è una cosa fra 2 anni, 5 anni, 10 anni, fra 50 anni. L'importante è che si libera tutto. E dai, la zona industriale deve stare dentro, non si può mare. Via Trani, la zona industriale si può mare. E quindi bisogna cominciare piano piano. Perché chi dai la colpa? No, perché 50 anni fa, 60 anni fa si mettevano i chioccomi perché via Andrea stavano le casermette, la strada arrivava qua. Pensare che le scelte dei politici a volte nascono così, per caso. A come zero, ecco perché ci vuole il bug che dal 71 in poi gli hanno fatto a Muzkeresca. Capisci Muzkeresca? Ragazzi, Lello si è fatto la barba e si è tagliati i capelli per vedere, sembra un culo di bambino, sembra. È vero, questo è vero.
Però la barba ti cresce velocemente. Madonna mia. C'ha gli ormoni a 220. Sì, sì. Vietaci di God. Chiedi Francesco Mele, buongiorno. Francesco Mele. Che ti fai, va? Oh, ma dai alzare prima, ma te. Sì, ma lo sai, a volte non è la fretta, è il piacere di andare veloce. Bello, ma tu stai dicendo un secco del fissare stamattina. E il mare a sinistra. Vabbè, quando giriamo io lo facevo vedere, no? Vedi, la zona industriale sul Sì, mare. questa qua è il sistema, è vero, ma Bisogna cominciare. Ehi, no, è successo che è successo. Ricominciamo da zero. Chiudi la team, chiudi la cementeria. Elimina la cartina. È chiaro che c'è l'investimento immobiliare, ma ci va a fare. ma tu sei così. Ma dici che assai che si Risolviamo piano piano. Ieri associazione dei carabinieri, riunione per l'impianto biogas di compostaggio, insomma ci stiamo attrezzando ragazzi. Buongiorno al mare di Barletta, buongiorno a Lello il Rosso sindaco, non sai di Antonio Piccolo. E quest'altro ci capite se fetta, capite Zaletto. Copritevi ragazzi, copritevi! E ieri la canzone, vedeste che ci siamo inquadrati ieri? Bellissimo, col giubbottino verde. Mi è piaciuta assai questa cosa. Mi è piaciuta. Solamente che siamo un po' grossi secondo me. I saluto non di più. C'è sta commetti, io c'ho un po' di cose. Lascia stare, rilassati. Vicky, cosa vuoi vedere? Vicky, buongiorno a Ciao Vicky, buongiorno a Anna te. Vaccariello, buongiorno a tutti quanti voi. Tutti i compagni tocca a scrivere. Ecco, Ragazzi, per c'è- favore, le amiche di Lello, fatevi una pagina a parte. Vi vedete, vi parlate C'è- fra di voi. c'è geloso, Salutate questo. Lello, un bacio a Lello, un saluto a Lello, un abbraccio a Lello. Sei geloso? Fatevi una pagina a parte. Ma sei geloso? Sai come si dice a parte in dialetto? Aperto. No, assimet si dice, assimet. Non lo sapevi? Cioè, assimta, ti sei andato a sparare. Però non la dice di più. No, Tutta la fratturazione. ho dormito scoperto. Aia. Ho dormito scoperto. Gargana, che bella non veni già stecchi, mano a mano a fatica, ma non si trova una fatica. Quindi che ne si trova una parte. Sì, ragazzi, si trova oggi la borsa, ho visto la borsa del food, i cuochi che si trova, non ci sono cuochi, non ci sono infermieri, che buceca la fatica non ci stai, che caramba in cruzzo, guagnò. Io verso, Infermieri, dottori, come si Vabbè, chiama? Cuochi. l'infermiere secondo me deve essere pagato e portato. Perché c'è gente che mi ha offertato io no, io no. Io per esempio mi ha fatto scandere che questo mi pigliò caffè ha trattato un cagnolo in No, io non avevo mai mai. ma tu hai avuto qualche problema con i cani? Sì, No, perché da piccolo. pure Antonio Piccolo Io aveva sono il suo problema. Io ho problemi con i cani, con le donne e con i juventini, mi danno proprio fastidio. No, io invece Cani, no. donne e juventini. A me piacciono sia i cani che i maiali e anche gli indirizzi. Sì. E le donne? Le donne non mi piacciono. A posto. E ci molto così. Irene, buongiorno, Pasquale, buongiorno, Irene mia sorella. Irene vota Franco Di Miccoli, forza Juve. Irene, poteva raggiungere. Te portò Sandeni, Irene, per favore. Figurati una come Irene, quando Sandeni sta Irene, Irene è piaciuta. Irene Comunque vedi che è veramente un po' particolare la conversazione. Sassacino candidato. Aspetta, comunque dici che sono 100 e rotti in meno, lo sai? E se non sono arrivati a fare le liste. Rispetto all'altra volta, Sono 100 e rotti in meno. Molta gente è andata a vedere al comune se è vero che abbiamo fatto la lista. Sì. Ma la lista noi la consegniamo minuto. domani all'ultimo minuto. Ragazzi, ma mica stiamo a dormire. No? Mi supo che è festival. Domani, domani oggi è sabato, domani è sabato. Domani faccio festa. E ti proprio per prepari? questa- se no anche perché abbiamo la conferenza stampa. 2:25. Lo so zio.
stare con te è un piacere, passa subito, ma come è subito? E tu la mattina ti alzi, e questo qua, le zone, io le zone che non sopporto sono quelle zone che non sono asfaltate, Ieri pomeriggio un bel convegno, sono a Rosa del Castello, economia della cultura, perché la cultura face girare a pelo. Come dice Francesco la notte? Non si vede più, controluce, zio da vicino non vedo più. Leluccio. Sì. Si accorge della canzone, Lo so che c'è la canzone, lo so. Sta andando già forte. Che bel video, complimenti, compagno mio, complimenti di vero cuore, veramente. Canzone e video, facciamo un CD di Ma canzone. fermo, ma fai tutto, che tu solo te ne stanno. C'è la fatica che si chiama Cocozzo. E a me non gozz. E questo qua ce l'ha fatto? La sedana, che fa caffè, giusto? Lascia la macchina. Allora tu ti ritiri un parlettano. Sei top. Secondo te, quante palme stanno a Ponente? Le contiamo l'altra volta. Io uso, cioè io dico di me la davo. 310. No, 180. erano 305 e ora sono 304 perché quella dove sta il lido. No vabbè, ma quella Lello Matti, cioè secondo te sto per 305 7 che stava male? no vabbè, non è E che- allora tu credi alla Befana? tu credi che La Befana credito alla Befana. tu credi che è una cosa fatta apposta? Ma 300, su 305 per il calcolo delle probabilità. Dai. È come gli Juventini, sopra a 100 quanto per 60% di Juventini. Un saluto a chi se lo merita. Oggi venerdì ci va a fare un bel ciabottino, sei. Vedi che posto ha lasciato questo? Beh ragazzi, vi auguriamo una buona giornata. Buona giornata, stamattina È stato bello, lento, piccolo, ma piano piano. Ragazzi, un saluto a chi ci ha scritto, scusate se non riusciamo a leggere perché il è sole vero, veramente non è una scusa. Raspolicchia, la Feder Span, forse sempre vota Franco, forza Juve. Bravo. Irene, il voto tuo, non lo voglio. Buona giornata a tutti, Però mi ragazzi. liberi che non sia per te. Ma